L'Arzachena per proseguire la striscia positiva, la Torres per dare una svolta al suo campionato. Amici sportivi, benvenuti allo stadio Biagio Pirina, da dove Smeraldini e rossoblu si affrontano per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D. Si tratta di due formazioni in ripresa. E finalmente arriva l'ok, si può partire, inizia la sfida tra Arzachena e Torres. Allora c'è spazio per l'Arzachena con Loi, largo a destra, ancora Loi con il gioco di gambe. Antonio Loi prova a passare, linea di fondo, il suo tentativo deviato da Frasca. Due risultati che sono cambiati, 0-0 tutti gli altri parziali. Seguiamo questa punizione, si va a cercare Vavassori, la sponda qui, l'uscita di Ruzzittu. Buon acquisti. La verticalizzazione buona per Loi, manca l'aggancio il numero 11. Con l'esterno verso Cacorri, Antonio Loi al limite dell'area, il tiro col destro è da dimenticare per Antonio Loi, il numero 10 che gira su se stesso all'indietro per Vavassori, il traversone, Magia ha provato a calciare verso la porta, attenzione al fischio arbitrale, c'è il calcio di rigore. Tedesco contro Ruzzittu, la rincorsa del numero 9, il tiro e il gol, la Torres è avanti al quinto della seconda frazione, trasformazione perfetta da parte di Emanuele Tedesco che ha spiazzato Ruzzittu contro Bilea, il traversone verso Cacorri, c'è Bacchini in agguato, prova a dare all'indietro per Manca, la risposta, poi c'è Rossi in agguato, ancora un calcio di rigore perché c'è stata la deviazione con la mano facendo l'arbitro, incredibile, subito un altro calcio di rigore. Parte Cacorri con il destro, il tiro e il gol, ha pareggiato l'Arzachena, lo ha fatto con Luis Cacorri che trova il suo primo gol in maglia smeraldina. Dore in avanti sempre verso Cacorri, un'altra spizzata per lui, partita di grande sacrificio. Attenzione al pallone perso qui in maniera maldestra, Rossi all'interno dell'area, il recupero di Pinna, c'è l'intervento dell'arbitro, cartellino rosso diretto per Riccardo Pinna, altro colpo di scena al 12° del secondo tempo. Questo pallone per Sariang. Non un granché la sua prima giocata nella partita, attenzione perché c'è spazio per Magia all'interno dell'area, il tocco sotto di Magia ed è un bellissimo gol, torna avanti la Torres nonostante l'inferiorità numerica, palla persa in maniera sanguinosissima da parte dell'Arzachena, ne ha approfittato Magia, quarto gol in 2 partite di Bacchini, va verso il centro, Rossi congiua a vuoto, c'è Marinari, prova la battuta in porta, il pallone resta lì per Cacorri che calcia a lato. L'invito dall'altra parte è interessante per Olivera che tocca il pallone, Sariang dentro, Rossi, ancora Rossi dentro, allontana Vavassori. Fini, è partito Rossi, il pallone proprio per lui, lo tocca Sariang, Rossi all'interno dell'area, l'uscita di Frasca, Rossi! Ha pareggiato l'Arzachena a 3 minuti dal termine, ancora Rossi a freddare Frasca. La battuta di Schiaroli verso Ponsat, prova a mantenere in campo il pallone, ci riesce Ponsat, il cross, colpo di testa di Magia, fuori di poco, incredibile opportunità. Finisce qui al Biagio Pirina, 2-2 tra Arzachena e Torres nel 19° turno del campionato di Serie D.